Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qua, buonasera a tutti, abbassiamo un attimo il mio livello, 30ª puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, con me sulla navicella, sul cestello, sul secchio del pallone di Radio Nostra c'è Rossella, buonasera Rossella. Buonasera Gianluigi e buonasera a tutte le persone in ascolto, però io mi dispiace, nei secchi non ci salgo. Va bene. Quindi vedi di adeguare subito lo standard. Un secchio metaforico, un secchio volante, cioè un secchio volante. La secchiata. Quindi 30ª puntata, oggi siamo un po' con la grafica un po' ridotta e quindi vabbè, insomma l'importante è quello che ci mettiamo dentro con la voce. Sta finendo la sigla, andiamo subito col primo brano che è questo qua, Fuori tempo. Lucia San Siro, il signor G, bomba o non bomba, e Patti Smith, e le gite in campagna, Dylan e i Pink Floyd, Enzino Iannazzi e John Coltrane. E qualcosa rimane tra le pagine chiare all'hotel Supramonte a guardare il mare che dà la vita a complicare il pane. Il dono del cervo, Johnny Mitchell, Dario Fo, i Weather Report. E adesso la trap. Nina Simone e Malcolm X, Andy Warhol, Kerouac e il presidente Sandro Pertini, Woody Allen, Garba, Levi, Umberto Eco e Pasolini, Papa Giovanni e i doveri di Mazzini, Che Guevara, Gorbaciov, Marco Pannella, il muro di Berlino, Aldo Moro, Berlinguer, il Fender Jazz, Give Peace and Sense, Pablo Neruda, Freud e la cultura che da sola cambia il mondo, per scoprire che alla fine era solo rock and roll. Del nostro tempo, perché la musica da sola non è niente, è solo una lente, riflette il mondo di fuori, le idee, i colori, i miti dei
Stefano Olivato con Fuori Tempo, e passiamo subito col nostro primo ospite, Flavio Baldan, che arriva da 6-7 riunioni con la nostra, è la 10ª, l'11ª, lo abbiamo fatto lavorare. Ciao Flavio. C'è Flavio? È un po' sparita l'icona, devo dire. Flavio è Forse è caduto. corso all'8ª riunione. Allora, Flavio non c'è. Con Flavio parlavamo di elezioni, ma possiamo anche parlare con Davide Simonella delle elezioni. Ciao Davide. Certo. Ciao Gian, ciao Rossella. Benvenuto a bordo Davide Simonella, che è vice segretario provinciale di Sinistra Italiana, e l'abbiamo chiamato, anche se non è molto entusiasta di parlare di questo tema oggi, ma da buon politico sa che bisogna comunque far fronte, ecco, parlare un po' di come sono andate le elezioni amministrative a Venezia. Allora, intanto grazie per l'invito, anche se è un po' strano, nel senso che di solito io su questa radio mi vedete in un'altra veste, non in quella di intervistato, ma in quella di intervistatore. E niente, le elezioni a Venezia, un risultato che insomma in pochi si aspettavano, visto i sondaggi che sono stati fatti, insomma a più riprese, e è stato qualcosa che sicuramente ci ha stupito, nel senso che ci aspettavamo completamente un altro risultato. È un risultato indubbiamente da analizzare, così a caldo non è facile. Sicuramente quello, insomma, che abbiamo iniziato a guardare all'interno di Sinistra Italiana e più in generale di AVS è partendo da un'analisi interna, insomma, ed è anche un po' lo spunto che posso darvi qui questa sera, nel senso che abbiamo guardato un po' i risultati del nostro partito, insomma, della nostra lista. E quello che vi posso dire è che emergono, diciamo, due temi chiari. Il primo è un buon risultato, diciamo, generale della lista a livello di preferenze, però andando oltre quello che è il tema delle preferenze, un buon risultato dei candidati che sono espressione di un mondo civico, diciamo, quindi allargare un po' questa lista al di fuori dei partiti che la compongono, di Sinistra Italiana, di Europa Verde, è sicuramente stato un valore aggiunto in queste elezioni. E aggiungo sempre su questo filo, diciamo, su questo ragionamento, anche il tema dei ragazzi giovani. Purtroppo in Consiglio Comunale abbiamo espresso un solo consigliere di opposizione, però all'interno delle municipalità siamo riusciti a eleggere ragazze e ragazzi, anche molto giovani. Questo credo che sia un piccolo, ovviamente, segnale, però un segnale importante da parte dell'elettorato. Un segnale che, se vogliamo vedere un po' più allargato, diciamo, rispetto alla parte politica che abbiamo rappresentato in queste elezioni e che insomma ci siamo impegnati a sostenere, è una richiesta, immagino, da parte dell'elettorato di novità, di ragazzi giovani, competenti e di un modo di fare politica forse un po' più vicino alle persone. La lista Quindi un sicuramente... po' più concreto forse, no? Su certi temi. Ma secondo me non c'è mancata la concretezza sui temi, nel senso che le proposte, il programma condiviso, un percorso lungo che ha portato poi a queste elezioni comunali di Venezia c'è stato, insomma, è condiviso tra tutte le liste che rappresentavano il centro-sinistra. Quello che forse è mancato è stato come dire, un legame un po' più solido, un po' più profondo con quello che è l'elettorato, e sicuramente in questo l'amministrazione uscente è stata più brava, bisogna riconoscerlo, e noi forse un po' meno in questo caso. Dall'altro sicuramente una novità in termini di volti, ma anche, come dire, di saper ricercare l'espressione civica
adatta a rappresentare una città complessa, variegata e fragile come Venezia, insomma. Ascolta Davide, a proposito di realtà variegata, guardando una cartina con i colori, no, giravano delle cartine coi colori, il rosso e il giallo, spicca una differenza nettissima, cioè è tutto compattato, il rosso, quindi il centro-sinistra, nel centro storico di Venezia, ed è tutto compattato, il giallo, in terraferma, poi le isole anche abbastanza gialle con qualche puntino di rosso. Ma, insomma spicca nettissima questa differenza. Cosa dobbiamo pensare? Beh, se volete io non so cosa dobbiamo pensare, vi dico cosa ho pensato. Quello di chiedersi perché, no, accadano certe cose, quindi andare a fare un'analisi poi, su quello che è successo e sul risultato. Sicuramente, quello che ci stiamo chiedendo in queste ore è, cosa non abbia funzionato in terraferma, ecco. Nel senso che appunto pensavamo anche noi, parlo sempre come lista, perché poi insomma è sempre difficile parlare per se stessi, immaginatevi per gli altri, quindi io tendo a parlare un po' di quello che conosco, no, della lista di Alleanza Verdi e Sinistra, pensavamo di aver, come dire, messo in lista delle candidature di peso anche, nella terraferma, qualcosa lì probabilmente non ha funzionato non solo per noi, ma un po' per tutta la coalizione, insomma questo è evidente, ci stiamo proprio interrogando su cosa non abbia funzionato. Sì, forse anche i temi erano diversi, no, le necessità, i bisogni, non lo so. Ascolta, un dato che spicca però in maniera molto triste è quello della partecipazione al voto. Eh sì, l'astensionismo. Io ne ho sentite un po' di tutti i colori dopo l'elezione, nel senso che ognuno è il momento in cui ognuno dice la sua. Di che numeri parliamo? Qual è stata la percentuale di votanti? Ma la O percentuale di votanti oltre il 50 mi sembra esattamente, adesso vi dico 58, subito. 58% mi pare. ecco, quindi Sì, è stata sì, 55, 55. 55, quindi quasi la metà, 55%. insomma, degli elettori non sono andati a votare. Sì, nonostante insomma ci fossero state affluenze un po' più alte, ci fosse stata un'affluenza un po' più alta al referendum e magari qualcuno si aspettasse un'affluenza ancora maggiore a queste elezioni, non c'è stata. Non so, il ragionamento che ho trovato più interessante finora di tutti quelli che ho ascoltato è stato quello di un comunicatore politico, che si chiama Marco Venturini, il quale appunto ha ricordato altre campagne elettorali in altri contesti, in altre regioni, in cui, come dire, la vivacità della campagna polarizzava un po' di più l'elettorato. Invece, insomma, noi come coalizione di centrosinistra abbiamo fatto una campagna elettorale fatta sui temi, fatta di ascolto, non fatta di grandi rotture o grandi frizioni. Quelli che hanno provato a diciamo, fare una campagna elettorale in questo senso sono stati con 2, 3 occasioni, insomma, importanti, sicuramente la coalizione di centrodestra. Adesso non mi va di citare gli episodi nello specifico, però, insomma, forse non è passata la percezione all'elettore che, ci fosse, come dire, una grande differenza, una grande rottura di un lato rispetto all'altro e che ci fosse da una parte, come dire, una narrazione Sì? concreta di quelli che sono i temi che abbiamo affrontato durante tutta la campagna elettorale, insomma. Ecco, questo dispiace perché sicuramente se il risultato è stato questo noi non siamo riusciti a trasmetterlo, però forse è stato questo, insomma, è uno dei ragionamenti che mi ha colpito di più, ripeto, io faccio fatica a dare anche un'opinione personale su questo perché è un po' presto,
appunto perché i dati li stiamo ancora analizzando, però questo è stato uno spunto interessante, insomma, che ho letto ultimamente. Ecco, e magari di questo però dovrebbero tener conto tutti i vinti, se vogliamo chiamarli così, ma anche i vincitori, perché comunque questo è un dato negativo in assoluto, non è che no, perché adesso perché ha la maggioranza, non va ignorato, voglio dire, no, questo dato qua. Certo, insomma, è un dato, come citavi tu prima, che sottolinea un'enorme differenza proprio in termini di voti anche a livello tra terraferma e città d'acqua, e questo è un qualcosa che va sicuramente sottolineato, forse perché anche tante delle misure, insomma, alcune delle misure più evidenti per i cittadini sono quelle che poi vanno a incidere sul territorio di Venezia Isola, insomma. Sì, certo. Sì, sì, ma infatti ci sono dei temi macroscopici, insomma, no? Per cui non so bene adesso questi cittadini che hanno fatto una scelta. Tu dicevi prima che l'amministrazione uscente è stata brava, no? Nell'essere magari più presente. Aggiungiamo che hanno avuto una posizione di partenza molto favorevole, Beh, nel senso che sì, sono tanti anni, no? di solito le amministrazioni uscenti partono già in vantaggio, diciamo, no? A meno che non abbiano fatto un lavoro disastroso durante i suoi 5 anni, ma di norma partono già con piede in avanti. Beh, di norma sì, insomma, Venezia invece è un po' il contrario, nel senso che forse era la città in cui l'amministrazione uscente era, o almeno sembrava, evidentemente dal risultato, un po' più debole, ecco, rispetto all'opposizione che appunto aveva lavorato con un percorso lungo che è durato, insomma, diversi mesi, vorrei dire più di un anno, insomma, per arrivare a creare una coalizione. Qualcosa non ha sicuramente funzionato, però a Venezia, insomma, l'amministrazione comunale ne ha combinate di cotte e di crude negli ultimi anni, nel senso che ne abbiamo viste dal ticket a tutta la vicenda di Boraso, Sì, però a cementificazione eh, a livelli incredibili, al tema della sicurezza in via Piave, al tema della casa e dell'abitare, cioè ce n'era da dire, insomma, e di cose evidenti sotto gli occhi dei cittadini. Forse dovevamo essere più netti nel smarcarci su questi temi. Qui però io ho visto onestamente, non ho fatto parte personalmente, non si è presentata la mia candidatura, diciamo, nella lista, però ho contribuito alla campagna elettorale della mia lista da dietro le quinte, ho visto, insomma, i temi di cui i candidati hanno parlato e di cui abbiamo parlato, insomma, anche pluralmente come lista, ed erano proprio questi, cioè siamo andati a incidere su questi temi. L'abbiamo fatto forse in maniera un po' troppo propositiva. Elegante, Sì, sì, troppo elegante. esatto, forse è stato questo, però non lo so. Questa è una sensazione mia, una sensazione forse condivisa anche dal comunicatore che citavo prima, però insomma i temi penso che li abbiamo affrontati, i candidati si sono messi in gioco anche, come dicevo prima, tantissimi ragazzi giovani. Io sono stato più volte a fare volantinaggio, i famosi banchetti elettorali, insomma, in più parti della città, e devo dire che penso cioè una delle pochissime liste in cui c'erano ragazzi giovani che si mettevano in gioco, che volantinavano, che perdevano il loro tempo libero, possono andarsi a fare l'aperitivo, lo spritz, era Alleanza Verdi Sinistra, insomma. E nel nostro piccolo credo che questo poi sia un piccolissimo risultato che siamo riusciti però a portare in modo importante in municipalità. Certo, sì, 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 ma infatti, ecco, ricordiamo perché poi ci ascoltano anche da lontano magari, no? Che Venezia è una città organizzata da un punto di vista amministrativo barra elettorale con le municipalità, quindi oltre al centro storico, diciamo,
ci Mhm. sono, no, anche nel centro storico c'è la Sì, sì, sì. ecco, Che è l'unica sono che ha 5, vinto il quindi centro-sinistra. ecco, che è coerente col risultato comunque anche, no, guardando appunto la cartina, come si diceva, no? Sì, esatto. E va bene, e quindi comunque è da approfondire, insomma, l'analisi. Va bene, Eh, vediamo, possiamo dopo il ballottaggio, vediamo un po' la situazione. È simpatico. A lui piace rigirare il coltello nella piaga. Sì. Voleva vedere Vabbè. se ero attenta, perché io magari pensavo, ah sì, è giusto il ballottaggio. Sì. Vabbè, è tornato con noi Flavio È Baldan. tornato? Sì, Eccoci qua. mi scuso, ma c'è stato un blackout qui a Marcon, è sparito tutto, elettricità, wifi, non ci si collegava con niente, blackout di 5 minuti e non so cosa sia successo, scusate. No, va bene. Tanto abbiamo Black- analizzato un attimino con Davide. blackout di Marcon. Mm. Allora, Flavio, la tua analisi un attimino su queste votazioni. Allora, guarda, io sono stato anche ieri, ho partecipato alla maratona pomeridiana dalle 3 del pomeriggio fino alle 7 di sera. L'analisi è anche abbastanza, diciamo, lineare da fare. È una vittoria ovviamente ascrivibile in toto a Simone Venturini, alla sua persona, alla sua capacità comunicativa, al suo staff organizzativo estremamente anche giovane, agguerrito. Un altro blackout. A Marco, Non so cosa fanno là a evidentemente. Marcon. No, ma c'è qualche temporale che si sta avvicinando, quindi non vorrei. Ah, rieccolo. Ecco, Flavio, sei scusatemi, con ma noi? purtroppo è così stasera. Marcon fa le bizze. Marcon fa i capricci stasera. Ci Dicevo, vuole una comunità energetica, Marcon, dai. sì, intanto abbiamo il municipio da inaugurare domenica. Ecco. Detto questo, sì, dicevo, è una vittoria ovviamente di Simone Venturini, della sua persona, in toto ascrivibile a lui. Se pensate che la somma di tutti i partiti politici, anche del centrodestra, non supera la somma del Partito Democratico, quindi è evidente che anche su di lui ovviamente la parte politica è stata molto marginale e in toto si prende la vittoria da questo punto di vista. Non era prevedibile ovviamente al primo turno, o comunque si pensava di esserci quantomeno a ridosso dal lato percentuale per una possibilità di ballottaggio che comunque sarebbe stata complicata comunque. E detto questo, per quel che riguarda il centro-sinistra, io credo che l'analisi sia chiara. Il Partito Democratico e Martella hanno ottenuto i voti, soprattutto in centro storico, che si prevedevano. A essere mancata è stata tutta l'altra parte di coalizione, proprio come è successo anche per il centrodestra, la parte di coalizione fatta dalle altre forze politiche e dalle forze civiche che componevano la coalizione. Si pensava che essere partiti oltre un anno e mezzo fa, dialogando insieme, programmando, diciamo, queste elezioni veneziane, anche se poi con la scelta del candidato sindaco siamo arrivati ovviamente verso la fine, si pensava fosse sufficiente, che questa grande coalizione fosse sufficiente, e invece no. E invece no. Concludiamo noi per Flavio Baldan. E invece no, giusto, volevi dire Flavio? L'altro dato su cui io mi concentrerei però è che di fatto anche in Veneto, e continuando quello che sta accadendo da tempo, anche l'astensionismo continua a essere un problema, e l'astensionismo i veneziani l'hanno in questa, diciamo, occasione manifestato non tanto, diciamo, esprimendo un voto contrario a quelli che, diciamo, a chi ha governato fino adesso o a una gestione che non hanno apprezzato,
l'hanno manifestato purtroppo non andando letteralmente a votare, e questo di fatto, secondo me, perché quando l'astensionismo aumenta e i voti vengono a mancare, penalizza un po' di più le coalizioni, diciamo, che di centrosinistra, o comunque che stanno cercando da questo punto di vista di riconquistare un comune da questo punto di vista. Quindi questi sono i due dati che secondo me sono quelli che emergono da questa situazione. Dispiace perché il progetto che avevamo messo in piedi era di ampio respiro e pensavamo di poter essere competitivi. Effettivamente è stato fatto tutto quello che poteva essere fatto. Non credo che anche dal lato, per quanto Martella e Venturini fossero due persone molto diverse, lo sapevamo. Abbiamo messo in campo tutto quello che poteva essere fatto e dopodiché i cittadini hanno votato in quel modo e Venturini è stato capace di assorbire gran parte del voto elettorale. Oggi vedevo per esempio il dato di Favaro. A Favaro hanno votato il 63% a favore di Venturini, e ricordiamoci che Favaro è la frazione, diciamo, chiamiamola così, dove c'è un assessore che sostanzialmente vive lì, che è stato quello che è stato incriminato e incarcerato. Eppure il Certo. 63% ha dato lo stesso il voto a Venturini, pensando che Venturini non c'entrasse nulla con questa cosa, dandolo alla sua persona e non imputandolo sostanzialmente alla coalizione di Brugnaro, quello che era successo precedentemente. Va bene, abbastanza sconfortante soprattutto il discorso dell'astensionismo. E comunque da tenere presente questo indirizzarsi sulla persona e non sui partiti, perché li ha un po' cannibalizzati tutti, no? Sì, direi di sì, dal mio punto di vista sì. Guardate anche per esempio nel centrodestra, Forza Italia è a percentuali inferiori a noi, alle liste è arrivata ai minimi termini sostanzialmente, ma anche la stessa Lega è qualche punto avanti, e la Lega ha giocato su alcune cose e ha schierato anche il presidente della prima commissione Tomaello, che sapeva benissimo non sarebbe mai andato in comune, era solo lì a captare qualche preferenza per poi rimanere dove era, ma ha dovuto ricorrere a questo pur di catturare qualche voto, segno che anche per loro la situazione non è particolarmente brillante. L'unico dato che mi viene ulteriormente da dire è che forse la vera novità di queste elezioni veneziane è stato Boldrin, ma è evidente che a sto punto l'elettorato dove c'è una novità, lo è stato nelle regionali per Sumsky, anche se in un contesto completamente differente, lo è stato per Boldrin in queste comunali, dove c'è una novità, un po' l'elettorato la premia perché magari è scontento da una parte e dall'altra e identifica qualcuno di nuovo che non conosce approfonditamente o vede come faccia nuova e lo va a premiare. È un po' la situazione che si è verificata adesso con Boldrin, si era verificata anche in parte con Sumsky nelle regionali. Dopodiché, al di là di questo, il dato che emerge è che tutte le forze politiche e anche qualche civica originaria delle prime votazioni di 5 anni fa a Venezia ha diminuito i suoi consensi in modo clamoroso, e l'unico vincitore netti, i due vincitori fra virgolette, uno ovviamente più dell'altro, e sono la persona soprattutto di Venturini e la sua squadra, e poi il Partito Democratico, che soprattutto nel centro storico ha mantenuto la sua percentuale e compatto è andato a votare per Martella. Da altre parti non siamo riusciti a far fare questa situazione, non perché Martella non fosse la persona, diciamo, più indicata, sicuramente aveva dei tratti caratteristici e particolari, politici e tecnici diversi da Venturini, però per chi ha seguito, per chi ha fatto parte come me di quella coalizione da più di un anno e mezzo e sa come sono andate le cose, si è provato a trovare delle alternative, altre alternative non ce ne sono state, e alla fine un candidato bisognava sceglierlo, e
è stato scelto Martella. Io credo che onestamente abbia fatto tutto quello che poteva anche lui, insomma, da questo punto di vista. Certo. E infatti ringraziamo anche tutti i candidati che si sono spesi veramente con grande generosità, insomma, indipendentemente poi dal risultato che hanno raggiunto. Va bene. Grazie. Volevi dire qualcosa, Gian? No, volevo Ecco. ringraziare Flavio, volevo ringraziare Davide e le prossime quando saranno il prossimo anno per le nazionali. Sono le politiche, no? Le Beh, il prossime. prossimo anno ci sono le politiche che credo siano l'appuntamento di gran Ah. lunga. Se dobbiamo trarre forse un insegnamento da queste elezioni veneziane, che forse erano decisamente le più importanti in questa tornata elettorale amministrativa, per quanto da quel che vedo nelle varie amministrative il centrodestra ha vinto solamente insomma, ha vinto a Venezia con una persona che è in parte anche in parte civica fondamentalmente, e ha vinto a Reggio Calabria. Su tutti gli altri comuni inferiori, diciamo, c'è una vittoria anche vittorie del centro-sinistra o di candidati civici e qualche ballottaggio. Per esempio interessante il ballottaggio di Monselice a Padova, dove non è detto che vada a finire con una vittoria del centrodestra. Detto questo, l'anno prossimo sarà oltre alle politiche ovviamente, e dicevo prima l'insegnamento che forse io traggo da questa situazione è che dal lato politico forse bisogna in qualche modo accelerare, aumentare qualcosa in più e prendere i segnali che sono arrivati da questa tornata, perché forse ancora qualcosa sul gap manca. E poi l'anno prossimo ci saranno, per esempio, per la provincia amministrative, per la provincia di Venezia, delle amministrative importanti. Mi viene ovviamente in primis il comune di Chioggia, che è il secondo comune della provincia di Venezia. Bene, allora cerchiamo di decodificare intanto i segnali e di farne tesoro per le prossime tornate. Grazie mille Bene. a Flavio Baldà e a Davide Simonella. Grazie a voi. Grazie. Scusate per l'inconveniente, ma succede, voglio dire. Posso dire un'ultima cosa attaccandomi a quello che diceva Flavio? Sì, vai Davide. A Monselice segnalo una lista interessantissima che è andata oltre il 10%, formata da AVS e Movimento 5 Stelle insieme. Quindi chissà che possa essere un segnale per il futuro nella nostra zona. Insomma. Benissimo, grazie. Non l'ho nominato casualmente. Buona serata, grazie. Ciao, grazie. Buonasera a voi, grazie mille, grazie ciao, mille ciao. a voi. Svegliati, anche se oggi è domenica, non odiarmi. Volevo farti sentire quanto è bello l'odore del mare dal nostro balcone. Chissà quanti ombrelloni nel vento senza padrone. Non fissarmi se ti dico che mi annoia parlare. Quanto è bello il silenzio, così non sembro banale. Preferisco guardare la sabbia, immaginare da dove è arrivata, un po' come noi su un aereo di carta o in un romanzo concluso in partenza. Ora calmati e balliamo senza musica. Che ce ne frega se ci guardano da mondi distanti, che l'estate con te è ancora più bella. Anche se non sopporto la gente, forse un giorno ci rincontreremo guardando il tramonto da spiagge diverse. Che l'estate con te è ancora più bella, anche se non sopporto la gente. Tutte le musiche sempre, tutte le musiche sempre.
segreto, una mossa alla volta. Capiremo che in fondo è sbagliato rifugiarsi nel suono del mare dal nostro balcone. Chissà quanti pensieri non detti e mai un'occasione. Senza colpe, siamo il frutto di mosse sbagliate. Anche scrivere è ingiusto, anche scrivere è falso. Preferisco i castelli di sabbia, cadono senza motivi apparenti, un po' come noi che cadiamo ogni volta in un romanzo concluso in partenza. Ora calmati e balliamo senza musica, che ce ne frega se ci guardano da mondi distanti, che l'estate conta ancora più bella, anche se non sopporto la gente. Forse un giorno ci rincontreremo guardando il tramonto da spiagge diverse, che l'estate conta ancora più bella, anche se non sopporto la gente. Tutte le musiche sempre, tutte le musiche sempre. Il diplomatico e Pinco Panco con via Elisabetta su Radio Nostra. Andiamo col nostro terzo ospite. Chi ci ha raggiunto sulla nostra navicella, Rossella? Poi la nostra guida letteraria, Maurizio Nappa, bentornato a bordo Maurizio. Buonasera a tutti, ben ritrovati, grazie per l'invito. Allora, noi volevamo così dare qualche suggerimento per l'estate, non si leggono più libri di solito d'estate, e quindi chi meglio di Maurizio poteva darci qualche suggerimento? Grazie. Beh, diciamo subito che non vi ho portato 2 libri estivi. Per Don molte... Ombrellone. No, infatti per molte persone l'estate significa evasione. Secondo me si possono alternare libri più impegnati a libri più leggeri. E quindi insomma poi l'estate è lunga, quindi c'è tempo per leggere, c'è tempo per leggere di tutto. Vi avrei portato 2 libri e andiamo in 2 paesi completamente diversi. Uno è la Palestina e l'altro la Svezia. Comincerei con il romanzo palestinese, parlo di 2 romanzi. Il romanzo palestinese si chiama Vita appesa, l'autore è Atef Abu Saif, spero di averlo pronunciato bene, e l'editore è, tanto per cambiare, un editore indipendente, stavolta si tratta di Polidoro. Ora, chi legge il mio blog sa che io della Palestina parlo poco, non perché io non abbia un'opinione, ma perché non ho parole e quindi preferisco parlarvi di questo libro, quindi lasciare le parole alle persone che vivono lì. L'autore è nato nella striscia di Gaza, in un campo profughi, ha studiato lì, si è laureato, si è poi perfezionato in Italia, è venuto a fare studi, specializzazione a Firenze, ha insegnato all'università in Palestina ed è stato poi dal 2019 al 2024 il ministro della cultura. Quindi insomma stiamo parlando di una persona con radici ben piantate in Palestina che ha avuto modo anche di girare il mondo. E lui ci racconta attraverso questo romanzo parte dalla vita, o meglio dalla morte di Nahim, che è un tipografo che si occupa nella striscia di Gaza di fare un po' i manifesti funerari di tutte le persone che purtroppo mancano prematuramente, e un giorno manca lui sempre a causa di attentati, e questo riporta un po' l'attenzione del figlio Salim, che nel frattempo, dopo essersi laureato, era andato via in Italia. Il figlio torna per il funerale ed è uno dei 4 figli, ce ne sono altri 3, ma il fratello è in carcere per ovvi motivi, insomma, e non si sa se mai uscirà.
La sorella piccola è rimasta sola perché appunto era colei che viveva col padre a 18 anni, sogna anche lei di andare via, ma chiaramente c'è tutto un discorso anche di attaccamento alla propria terra, di desiderio del padre che almeno una figlia resti. La sorella maggiore è sposata ed è in Arabia Saudita. Quindi insomma una famiglia sparsa per il mondo, che si ritrova per quanto possibile, chiaramente non il figlio in carcere, si ritrova per i funerali del padre, e il Salim ripercorre la vita a Gaza. Vita a Gaza che viene definita appunto una vita appesa. Ora, nella traduzione in altre lingue, in francese e in inglese, è stato usato il termine sospesa, vita sospesa. I traduttori italiani, che adesso vi dico anche chi sono Lorenzo Deiclich e Daniele Mascitelli, hanno scelto il termine appesa proprio perché è una vita appesa a un filo. Oltre a Salim ci sono altri personaggi apparentemente secondari, ma alle cui storie si intrecciano. Quindi stiamo parlando di amici, stiamo parlando di una ex compagna di Salim, spagnola, giornalista, che lavora, cerca di appunto portare al mondo l'attenzione su Gaza. C'è un'altra figura femminile importante, sempre tra le amicizie di Salim, e tutti loro raccontano questa quotidianità fatta di sopravvivenza, questa vita appunto appesa. Non è un libro vittimista, non è un romanzo tragico, è un romanzo sicuramente dolente. E ecco, è un romanzo che secondo me va letto perché appunto noi possiamo scriverne, ma siamo comunque chiaramente degli estranei, e quindi è giusto lasciare voce a chi queste esperienze le sta vivendo giorno dopo giorno. E ancora una volta devo segnalare come purtroppo questi libri non attirano l'attenzione delle grandi case editrici, non sono libri che vediamo nelle vetrine delle librerie, perché sono pubblicati da piccoli editori, perché non hanno l'attenzione della stampa, non se ne sente parlare molto sui social. Io posso dirvi che ne parliamo noi. Esatto, proviamo a fare questo. Nel mio caso è stato un regalo di Natale che un'amica mi ha fatto. È andata nella libreria indipendente che c'è qui a Monza, Elsa, libreria creativa, dove io mi servo. Chiaramente la padrona di Elsa, la proprietaria di Elsa, conosce i miei gusti e mi hanno fatto questa bella sorpresa. Quindi un autore che non conoscevo, un editore che nemmeno conoscevo, coraggioso. E nel mio piccolo, con il blog e tramite voi, cerco di far conoscere. Sì, e credo che sia molto importante, perché purtroppo di Gaza moltissimi di noi sapevano poco nulla fino al massacro in corso, e adesso la vediamo rappresentata sempre solo quasi come un posto sotto le bombe, ma era un posto dove le persone vivevano in una quotidianità molto difficile, perché ricordiamo che non è che tutto è cominciato nel 2023, cioè, ecco, quindi una quotidianità molto difficile, ma anche con tanta voglia di vivere e con tanto attaccamento alla terra, e anche con un'incredibile ironia tante volte che, insomma, che ci sorprende. E ecco, no, ricordo, scusati, dopo ti lascio parlare ancora, che dopo avremo anche la testimonianza di Sami Abu Omar da Khan Yunis, e vale la pena di ascoltare anche le sue parole. Scusami Maurizio. No, Prego. assolutamente, non posso che sottolineare che quello che hai detto si trova nel libro, è presente nel libro, anche l'ironia. C'è anche quello, quindi è veramente un libro completo, ripeto, dolente, ma vero, non tragico, proprio perché l'attaccamento alla vita prevale. Quindi insomma, leggetelo. Ecco, trovate un po' di tempo quest'estate per un libro diverso, ecco. Grazie per questo suggerimento, e cambiamo mondo. Cambiamo mondo, ci spostiamo nel nord Europa, dove tra l'altro io sto per andare, perché la settimana prossima lavorerò lì.
ci spostiamo in Svezia con un libro a me un po' più vicino perché parliamo di lavoro, quindi insomma diciamo che mi appartiene un po' più direttamente. Ecco, sto parlando di Teglie di rabbia di Henrik Johansson, edito da Allegre. Quindi cominciamo col dire due parole su Allegre. Allegre è un'altra casa editrice indipendente che propone una collana che a me piace tantissimo, una collana working class, quindi di letteratura, una volta si sarebbe detto letteratura operaia, letteratura proletaria, adesso si chiama appunto letteratura working class, che non si limita a raccontare il lavoro in Italia, ma ce lo presenta anche a diverse latitudini. Credo che già qualche anno fa io devo avervi presentato altri libri di Allegre. Sì. Ecco, ritorno lì. Questo libro è scritto da un autore che è quasi mio coetaneo, del 1973, presidente dell'Associazione degli scrittori e delle scrittrici working class svedesi. Loro hanno addirittura un'associazione di questo. In Italia non l'ho mai sentita, se c'è chiedo scusa per la mia ignoranza, ma temo che non ci sia. E l'autore da giovane proviene dalla classe operaia, insomma da una famiglia di operai, e da giovane ha lavorato in un panificio. Quindi cosa ha fatto? Ha portato su carta la sua esperienza, prendendo spunto dalla sua esperienza, ha scritto un libro sul lavoro oggi in un panificio. Il titolo originale è Raya, il nome della protagonista. È stato poi tradotto in italiano con Teglie di rabbia, e questo è spiegato nella postfazione di Alberto Prunetti, che è il curatore della collana Working Class, che a sua volta aveva lavorato da giovane anche lui in un panificio. Quindi insomma c'erano queste similitudini e l'autore ha accettato di tradurre in italiano il titolo in maniera completamente diversa. E cosa succede? Tutto si svolge nell'arco di 2 giorni, dal lunedì pomeriggio alle 18 fino al martedì sera tardi, nel panificio. Parliamo di un panificio industriale. La protagonista, vi dicevo, è Raya, una giovane operaia, il cui patrigno è il caporeparto di questo panificio, e la madre lavora al reparto confezionamento, quindi tutta la famiglia lavora lì. Ci sono poi delle altre figure ben definite, c'è Adrian che è il lavoratore interinale, c'è Ivan che è l'immigrato cileno, un altro operaio, e poi c'è Roy, lo svedese di mezza età, sessista, che fa battute misogine, insomma uno spaccato come dire, delle persone che si possono trovare nel mondo del lavoro. E cosa fare? Ci sono dei problemi perché appunto i contratti non sono uguali per tutti. C'è come dire, lo straniero, l'extracomunitario che ha paura di non essere confermato, c'è l'interinale che è appena arrivato e ha bisogno della formazione adeguata per svolgere il proprio lavoro. Ci sono anche problemi di sicurezza sul lavoro, per questo dicevo che comunque è un libro che mi appartiene di più. E vabbè, succede di tutto in questi 2 giorni, anche una tempesta, che insomma poi ecco, lì quando fa freddo fa veramente freddo, se ci si mette anche la neve, il vento, insomma, e gli agenti atmosferici, tutto questo rende le cose ancora più complicate. E quindi non vi dico chiaramente cosa succede, ma tutto si svolge nell'arco di questi 2 giorni in un luogo chiuso. Ecco, è una riflessione amara ma vera sul mondo del lavoro, che quello che si scopre è che anche nella civilissima Svezia non è molto diverso da quello che, insomma, che conosciamo noi in Italia. E quindi precariato anche lì. Sì. Oggi ci sono stati 3 morti. Sì. Oggi, solo oggi. Sì, ecco. sì, lo leggevo mentre tornavo, mentre ero in treno, leggevo proprio questo, ho letto 2 delle 3 storie, è uno scandalo a cui non dobbiamo abituarci mai, dobbiamo ricordarci, dato che mi dai l'occasione di parlare di nuovo un po' del mio lavoro, che ogni infortunio è evitabile, non ci sono fatalità, ma sono tutti evitabili,
e dobbiamo evitarli tutti. Questo deve essere il nostro impegno di cittadini e di lavoratori, chiaramente ognuno a seconda delle proprie responsabilità, insomma. Però è qualcosa che ci tocca a tutti ed è uno scandalo che insomma, è veramente uno scandalo che non Che ha deve non ha finire, ecco, parole, diciamo. deve finire, sì, sì. perché stiamo parlando ogni volta non solo di una vita, ma di tutte le vite attorno a quella vita perduta. Certo. E questo ce lo ricorda anche Taglie di rabbia. Quindi sì, effettivamente non vi ho proposto 2 titoli estivi, proprio no, ma in estate possiamo leggere anche questo. Magari li alterniamo con un giallo, li alterniamo con un libro divertente, però ecco, insomma, ricordiamoci anche di queste 2 case editrici, Polidoro per Vita Appesa e Allegre per Taglie di rabbia, e Allegre in generale per la letteratura working class. E io invece voglio ricordare che Maurizio cura anche un blog che si chiama Puppet Blog, quindi se siamo a corto di idee possiamo andare a pescare nel suo blog per altre ispirazioni, per altre letture. Grazie. Grazie a te e buona estate, buon viaggio in Svezia, portati il cappottino. Sì, infatti fa freddo. Grazie. Buona estate Ciao, a grazie. tutti e ci vedremo prossimamente, ci sentiremo prossimamente. Grazie. Ciao. Un bacio a te, l'amante delle cause perse, un bacio a te che hai ritrovato le risposte, un bacio a te che ti rivedi da bambino sulle spalle di giganti che ora ti seguono dal cielo, un bacio a te che sbagli tutte le tue mosse, un bacio a te intrappolato tra le onde, un bacio a te che fai comizi per campare a chi non ha più voglia di puntare sull'amore, un bacio a te che mi hai cresciuto col sorriso, un bacio a chi nei matrimoni era l'intruso, un bacio a te che te ne fotti se sbagliato e chi molto spesso non è stato il ben voluto e chi da anni beve l'ultimo bicchiere perché è condannato a non voler più ricordare, un bacio a te dimenticato su un cartone che mi fai sorridere se parli del tuo nome, ma tu baciami più forte perché mi servirà, che sono una causa persa, una bellissima festa, di domani non ho certezza, di domani non ho certezza. Bacio a te che mi saluti da lontano e quelle rughe del sorriso nelle foto, un bacio a tutti quei ricordi che ho strappato ma ricordo ancora le parole su quel muro, un bacio a te che perlomeno ci hai provato e che un bel giorno si è svegliato ed è sparito, per cambiare il tempo non ci vuole un grande piano ma la convinzione che quel sogno è ancora vivo, un bacio a te che preferisci ancora un libro, un bacio a chi combatte il sacro col destino, un bacio a tutte le stronzate che sparate e chi nei porno cerca ancora il lieto fine, chi da anni beve l'ultimo bicchiere perché è condannato a non voler più ricordare, un bacio a te dimenticato su un cartone che mi fai sorridere se parli del tuo nome, ma tu baciami più forte perché mi servirà, che sono una causa persa, una bellissima festa, di domani non ho certezza, di domani non ho certezza. Il domani non c'è certezza, i diplomati coi Pinco Pallo. E
Quando mi dirai che sono un fallito cronico e che ho perso le occasioni, treni e chiavi per aprire quelle porte che sceglievi tu per me, senza la consapevolezza che difenderò la libertà tenendola distante da voi. Ecco, adesso è la canzone finita. Diplomatico e Pinco Panco, una bellissima festa, il brano che abbiamo sentito. Ora abbiamo il nostro quarto ospite, ben gradito e bentornato a Giovanni Timossi. Ciao Giovanni. Ciao Gianluigi e ciao Rossella e buonasera a tutti i radioascoltatori, YouTube ascoltatori. Come si dice. E bentornato. Allora, con Giovanni ci sono state delle novità ultimamente, no? Delle scoperte di falene in giro per il mondo, sempre di nuove falene. No, ricordiamo che è un entomologo Giovanni, quindi si sì, occupa, ecco. di ricerca, poi cioè ricercatore entomologo, cioè ricerca le falene, le trova, gli dà il nome. Ma in questo caso c'è stato un altro gruppo, no, di ricercatori che hanno trovato queste nuove falene. Sì, allora c'è sempre una sorta di rimbalzo mediatico quando vengono scoperte nuove specie, per fortuna, perché questo in qualche modo indica che la ricerca di base sulla biodiversità non si ferma e che noi conosciamo poco del mondo in cui viviamo dal punto di vista degli organismi che lo popolano. Chiaramente sono da molto prima di noi su questo pianeta, insomma, almeno nella forma in cui siamo adesso. C'è sempre un certo scalpore quando vengono scoperte specie nuove, soprattutto se sono magari anche di una certa dimensione, come i mammiferi, ma poi generalmente si ha anche un effetto mediatico in base al nome che viene dato a un animale. Questa è una cosa abbastanza curiosa, che è l'argomento un po' di questa sera, perché magari le persone che sono al di fuori di questo mondo, diciamo, della ricerca naturalistica e in particolare quello che si chiama ricerca tassonomica, cioè distinguere le specie, distinguere le nuove specie e dargli anche un nome, magari pensano che ci sia, non so, qualche tipo di ingerenza quando viene dedicato il nome a una persona più o meno famosa. In realtà il nome che si viene dato ad una nuova specie, è una specie che non è mai stata vista da nessuno, quindi è scoperta, una nuova scoperta, il nome è esclusivo appannaggio dello scopritore, cioè è lo scopritore che può, rispettando le regole del Codice Internazionale della Nomenclatura Zoologica, dare il nome a una specie, può dargli il nome che vuole. Se voi fate un giro su un qualsiasi catalogo faunistico, ad esempio, troverete una varietà enorme di nomi, specifici ovviamente, ma anche di generi. Dopo vi spiego magari in due parole un minimo per orientarvi in quella che è la tassonomia e in parte anche la sistematica nel campo scientifico. E ognuno può dare il nome che vuole, deve rispettare alcune regole e deve anche giustificarlo. Per cui la cosa più interessante non è tanto il nome, è la giustificazione che viene data perché viene dato un nome. Io ho scoperto diverse specie e le ho dedicate a diverse cose, a persone, ma anche a fenomeni, anche a origine da dove vengono. La maggior parte dei nomi scientifici che vedete in un catalogo di piante, in questo caso, visto che è il mio campo, di animali invertebrati, magari di farfalle, hanno, diciamo, delle tipologie ben precise. Spesso e volentieri vengono date dei nomi specifici, vengono dati per la forma o per i colori che hanno magari sulle ali le farfalle. Per cui a un certo punto, finita la serie di albidella, cereolella, grisella, lineata, sagittata, cioè tutti i nomi che vengono dati per caratteristiche che possono avere magari sulle ali le farfalle, e che ovviamente si ripetono perché la natura è incredibile e ha delle forme che si assomigliano molto ma che richiamano magari sempre delle forme di base. A quel punto si inizia a cercare anche altre ispirazioni per il nome che si dà a una specie. E in questo caso, ad esempio, si possono usare i nomi di personaggi più o meno famosi.
Ad E esempio, infatti, sì. hai le ultime novità che ci volevi presentare hanno appunto nomi di personaggi. Pronto? Esattamente. Sì, Sì. mi sentite? Sì, sì. Eccolo, sì. Esattamente, allora, un mio collega ha appena descritto una nuova piralide, per cui una tarma, un parente dal punto di vista del gruppo, diciamo, di farfalle di cui fa parte, era dedicata a Papa Leone, l'ha chiamata Piralis Papa Leonei. E chiaramente è una dedica sulla quale non c'è nessun tipo di obiezione, perché non dedicare a una persona importante come Papa Leone, e sono state sicuramente dedicate specie anche a Papa Francesco, insomma, anche se adesso non ho fatto chiaramente una disamina di tutti i nomi dedicati a papi negli ultimi secoli, però è una scelta del descrittore e dello scopritore. Però dicevi, collega, aspetta, dicevi che deve essere motivato anche il nome, no? Che viene data alla esattamente. specie. Questo a Papa Leone perché? Sinceramente non sono andato a guardarmi la descrizione della dedicatio nominis cosiddetta che si dice in latino. Io avevo letto per il colore delle ali che alla papalina era un vestito che ha Papa Leone. Io ho letto questo. Non so può se essere con molta fantasia, però, perché in effetti non è che proprio sia porpora. sì, c'è qualche esatto. riflesso. Ma comunque diciamo che qui, attenzione, potrebbe aprirsi una guerra, un conflitto scientifico internazionale su perché uno dedica o vede un colore, vede una cosa rispetto a un'altra. Diciamo che bisogna però accettarlo così com'è, insomma, sono state dedicate un sacco di specie a molti personaggi. Se uno mette su un motore di ricerca qualsiasi, sul computer, nomi scientifici di animali dedicati a persone famose, ti vengono fuori tutta una lista di nomi scientifici dedicati a persone. Il primo che viene fuori, ad esempio, è Aleiodes Gaga, è una vespa parassitoide che prende il nome della popstar Lady Gaga. Ora, una vespa parassitoide, cioè uno deve iniziare a ragionare sul fatto se la dedica è stata fatta per un complimento oppure in realtà lo scopritore perché non sono andato bene. E gli ha assegnato il nome della vespa parassitoide, che vuol dire che inocula le uova all'interno di un organismo che si mangia l'organismo appunto ospite. Oppure Bumba Lenoni, scusate, una specie di tarantola dedicata a John Lennon. Io sinceramente non dedicherei una tarantola a John Lennon, però su queste cose possiamo stare a discutere un'eternità, però è appannaggio esattamente dello scopritore. Ora, questo sistema binomio, vi ho detto dei nomi che sono scientifici, sapete che un nome scientifico è costituito da genere e specie. Questa nomenclatura, che si regge dal 1758, cioè da quando l'ha ufficialmente presa come forma di sistema di nomenclatura di tutti gli organismi animali e vegetali e la comunità scientifica, nella figura di Carolis Linneo, o Carlo Linneo, chiamatelo anche come il suo nome, non quello latinizzato, con la sua, che è il primo che ha iniziato a ordinare in qualche modo tutti gli organismi conosciuti fino ad allora, e si parla di qualcosa come 9.000 animali, 7.000 piante, adesso siamo arrivati a 1.600.000 organismi descritti. Pensate un po' quanto è stato lungimirante questo signore, che ha inventato una nomenclatura che ancora adesso funziona, e cioè quella di dare, c'è un nome generico che racchiude una serie di organismi che hanno certi caratteri con cui si assomigliano, ad esempio tutte le Piralis tipo papaleoni, ce ne sono esattamente altre due che gli assomigliano tantissimo, no? Una è la marginalis e la regalis, scusate, per cui Piralis papaleonei e Piralis regalis sono due Piralis quasi identiche, si distinguono per caratteri morfologici molto fini. Sono tutte e due delle Piralis, quindi il nome generico accomuna, ad esempio, quindi più specie che hanno, o magari una sola specie può essere, ma più specie che hanno certi caratteri. Le specie hanno il loro nome specifico o epiteto. Questo è quello che ha messo in piedi il signor
Linneo, con la 10ª edizione del 1758. Tutti i nomi prima del 1758 di questa edizione non sono più validi, sono validi solo quelli da allora in poi. Quindi binomiale o eventualmente trinomiale se c'è anche una sottospecie. Chiusa la parte tecnica, per così dire, può essere interessante magari capire che nel corso del tempo i nomi che sono stati dati a specie nuove scoperte nel tempo sono i più vari. Io ad esempio ho descritto ultimamente di Pantelleria una farfallina che si chiama Micropteryx vulcanica. L'origine di Pantelleria è squisitamente vulcanica, un'isola nera di lava, e quindi io l'ho dedicato il nome proprio all'origine di Pantelleria. Poi ho dedicato una specie del genere Sattleria, l'ho chiamata Sattleria in rosadira, perché l'ho trovata nelle Dolomiti, e uno dei fenomeni più belli delle Dolomiti è quello dell'arrossamento al tramonto, che si chiama enrosadira, che poi viene da una leggenda che c'è nell'Alto Adige di Re Aurino, e vabbè, adesso non andiamo avanti perché l'argomento se no ci perdiamo. Un'altra specie l'ho dedicata ad esempio a Cesare Lasen, che è stato il primo direttore del museo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. L'ho chiamata Megacaspedus laseni e l'ho dedicata a una persona. La prima specie che ho scoperto l'ho dedicata a mia figlia, che non c'è più perché ha vissuto pochissimo tempo, più o meno un'ora, ha respirato l'aria libera di questo pianeta. L'ho chiamata Sattleria Sofia, l'ho dedicata a lei e a tutti i bambini che ad esempio scompaiono a causa di malattie genetiche, come ben sapete, le trisomie e via di questo passo. Quindi tutti noi sono sempre giustificati. La cosa che rimane sempre un po', diciamo, sconcertante, qual è? Che vengono scoperte migliaia di specie ogni anno, però fanno notizia solo quelle che hanno un nome dedicato a un personaggio famoso. Questa è un po' una distorsione. In realtà noi tassonomi lavoriamo dalla mattina alla sera con 4 risorse economiche messe in croce e continuiamo a scoprire specie nuove che possono anche avere poi un'importanza di qualche tipo scientifico. Anche nella medicina vengono scoperte specie che magari, come non so, mi viene in mente le rane amazzoniche, che hanno una cute che emette un potentissimo veleno che poi viene usato ad esempio per trattare chirurgicamente o trattare malattie patologiche particolari su questi principi attivi. Quindi ha una grande importanza. Abbiamo discusso anche fra colleghi ultimamente se sia così importante dare dei nomi, diciamo, eclatanti per attirare l'attenzione su una cosa che più o meno nessuno conosce. Dal mio punto di vista si riduce tutto più o meno a una notizia di giornale in prima pagina e il giorno dopo tutti si sono dimenticati di quello che invece è il concetto di base, che la biodiversità non la conosciamo, che siamo forse a 1/10 di quello che c'è su questo pianeta e che quindi abbiamo un sacco di opportunità di scoprire nuove specie e anche di curarci, perché i principi attivi per il 90% delle medicine che utilizziamo sono di origine animale o vegetale. E questa è la cosa che sarebbe più importante da ricordare, non tanto il fatto che il nome è dedicato a una persona. Bene. Ad esempio, Echiniscus Madonnae è un tardigrado dedicato alla cantante Madonna. Ma un tardigrado è un animale in effetti interessante, perché sono quegli animali che resistono anche a un fallout nucleare. Quindi forse ha un senso anche qui, al di là del fatto che Madonna sia una grande cantante, poi c'è sul fatto che è irriducibile sul palco da un sacco di anni. Ma insomma ce ne sono per così, basta che ve li andate a cercare. E poi ci sono anche delle dediche chiaramente a scienziati molto importanti che hanno scoperto, come vi dicevo, ad esempio Rosalind Franklin, fondamentale negli studi sulla struttura del DNA, gli è stata dedicata una vespa che si chiama Dusona franklinae, oppure specie dedicate a Obama, a Schwarzenegger, a Bob Dylan, a Neil Young, ai musicisti, ce n'è per così. Quando scopriamo qualcosa dobbiamo dargli un nome e qui la fantasia può farla da padrone. Io sinceramente ho un atteggiamento un po' più pragmatico, un po' più scientifico, cerco di dargli un significato più scientifico, oppure a una persona per una motivazione scientifica. Però questo non vuol dire, ognuno può scegliere di dedicare. Ascolta Giovanni, e questi... No, scusa, non volevo interrompere. No, queste ultime che hai portato e che Gian può anche mettere le foto, chi sono?
Sì, le ha già nominate, a parte Ah, quella di sono Giulio del queste. Diplodoma, Giulio Ah, Regeni, che Sì, dedicato a un ricercatore, Giulio e sono Regeni era un sempre ricercatore. falene queste. Sì, queste sono tutte falene. Sono La cosa bella falene. qual è? La cosa interessante, se abbiamo ancora qualche minuto di tempo, perché devo sì, sì. limitare i tempi che abbiamo, è questa, che il caro Linneo, che ha pubblicato appunto questa 12ª edizione, il 1° gennaio del 1758, la cosiddetta Sistema Nature, Sì, che all'inizio lo vediamo, riesco anche a metterlo in se ce la video. fai, Sì, è passare in video, sì. In video. l'opera classificava 4.400 specie di animali e 7.700 specie di piante. Siamo arrivati a, come organismi animali e vegetali, a 1.600.000, mi pare. Forse un po' di più anche. Quindi questo sistema funziona, doveva essere eliminato attraverso, soprattutto sostituendo i nomi con codici genetici. Abbiamo visto che non ne veniamo fuori, per fortuna. Per fortuna, una delle cose principali che dice il Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica è che ci deve essere stabilità nel sistema. Quindi non si può, ormai ce lo terremo tutta la vita, ma è stato lungimirante perché funziona ancora in piedi. Quando Linneo nominò quasi 200 specie di farfalle, al momento che erano conosciute, uno usò i nomi, ad esempio lui, che non mi usò perché doveva avere dei nomi, usò i nomi della mitologia classica, ad esempio la mitologia greca. Uno ovviamente si chiede perché. Beh, non poteva di sicuro dargli dei nomi di personaggi della Bibbia. Non sarebbe stato probabilmente apprezzato a livello mondiale, anche perché sicuramente lui doveva ancora arrivare, e quindi qua si tratta di dare nomi a organismi creati da Dio, quindi sicuramente non poteva dargli i nomi dei santi, per dire. E ha iniziato a utilizzare la mitologia greca. E la mitologia greca però l'ha usata in maniera molto efficace. Ad esempio, una delle specie a cui ha dato nome è una farfalla bellissima, che è il Parnassus Apollo. Lo trovi nella slide numero 9 già. Sì, l'ho messa, quella bianca con i puntini rossi. Esatto, che tra l'altro è la prima farfalla protetta a livello mondiale. Cioè, uno dei primi insetti protetto da delle leggi a livello mondiale è stata la formica, in particolare la formica rufa, e il secondo, se non sbaglio adesso, è stato il Parnassus Apollo, questa bellissima farfalla che è una farfalla alpina. Allora lui perché gli ha dato il nome Parnassus al genere e Apollo alla specie? Beh, Apollo per la bellezza sicuramente di questo animale che è stupendo, perché è bianco candido con delle sfumature grigette, delle macchie rosse degli ocelli sulle ali posteriori veramente incredibili, ha un volo bellissimo, ha una livrea quindi molto elegante, ma soprattutto il suo ambiente di vita sono appunto le alte quote, che poi non è proprio così, ma in realtà sta comunque in ambienti montani, e quindi lui gli ha dato il nome del monte Parnaso, Parnassus. Quindi lui ha iniziato a coniare dei nomi sfruttando appunto la mitologia greca. Io purtroppo della mitologia greca non è che sono proprio un esperto, però vi faccio come ultimo e ulteriore, diciamo, richiamo alla mitologia greca il nome di una falena piuttosto famosa, perché è legata a una serie di film che è quella di Il silenzio degli innocenti, ed è lo Sfingide Acherontia Atropos, che ha effettivamente un aspetto terribile. Quindi il Linneo si è fatto ispirare chiaramente dalla forma particolare di questa falena e dal disegno particolare che ha sul torace, che richiama abbastanza con fantasia, però lo richiama un teschio praticamente. E quindi richiamando questo carattere un po' infernale, per così dire, questo aspetto infernale di questa falena, l'ha chiamata Acherontia Atropos, quindi Acheronte, che traghetta le anime sul fiume per portarle verso l'inferno, e Atropos, che è una delle parche che recide la vita dei poveracci nella mitologia greca. Mentre il nome della famiglia a cui fa parte questo lepidottero, questa falena, sono gli Sfingidi o Sfingidae. Questo l'ha presa come ispirazione, il genere quindi originale è Sphinx, quindi lui che l'aveva chiamata
erano sfingidi, l'ha chiamata così perché il bruco si posiziona un po' come una sfinge, diciamo, quando viene disturbato soprattutto. Si eleva col capo e assomiglia a una sfinge. Insomma, questa è un po' secondo me una lezione di stile, voglio dire, no? Rispetto a chi dedica nomi a Schwarzenegger, a Trump o a altri personaggi, fanno un richiamo così Assolutamente. classico, forse ci farebbe tornare anche un po' più a parlare della tassonomia e dei nomi, non solo per questo, per i nomi che vengono dati, ma per il fatto che dietro ad ogni nome nuovo c'è un organismo di cui non conosciamo il più delle volte la biologia. Quindi non sappiamo dove la femmina depone le uova, non sappiamo cosa mangia il bruco, non sappiamo dove va a ingrisalidarsi il bruco per diventare immagine, e tutte queste cose che sono in realtà la cosa più importante che poi si deve scoprire dopo averla individuata. Ho detto forse già altre volte in questo programma che scoprire una specie nuova vuol dire avere una prospettiva diversa sul mondo che si sta studiando. È come salire una vetta che non ha mai salito nessuno, guardare il panorama dall'alto e si ha una prospettiva nuova che può cambiare anche il corso della nostra esistenza o dell'esistenza dell'umanità in generale. Questo è il concetto da ricordarsi, più che l'eclatante nome dedicato a un personaggio più o meno, che ne so, controverso, insomma, voglio dire. Certo. Posso farti una domandina? Cioè, io, allora, purtroppo persona che non sa assolutamente niente di questo tema, c'è tanta differenza fra una falena e l'altra? Che a noi sembrano un po' tutte uguali, cioè tutte, quelle che ci capitano così viste magari. Cioè quando dici scopro, mi ricordo che ne avevamo già parlato e ti avevo detto ma come fai a scoprirlo così? E tu mi hai detto ma no, non si vede a occhio nudo, bisogna fare un'indagine, no? Perché... Allora, sì, dal punto di vista proprio squisitamente tecnico, generalmente cosa succede? Io adesso sto studiando altra roba di pantelleria perché sto andando in missioni di ricerca, ci andrò per i prossimi 2 anni, quindi sono tornato domenica da 4 giorni di ricerche. E cosa succede? Succede che devi averne viste tante, per così dire. Cioè, tu avevi visto, è come vedere tanti fiori e distinguerli uno dall'altro in maniera che qualcuno invece non capisce come fai. Il punto è che ci vuole tanta esperienza, bisogna avere visto e preparato tante farfalle, perché poi ci sono i coleotteri, ognuno ha il suo campo, no, di ricerca, e quando ne hai viste tante, ne hai studiate tante, ti accorgi delle volte a colpo d'occhio che quando trovi qualcosa dici, ma accidenti, ma questa sembra quella, ma è un po' diversa. Però il sembra quella, ma è un po' diversa, vuol dire che intanto l'hai incasellata in un genere, e già è qualcosa. Ci metti il nome del genere, ci metti SP. Dopodiché inizi a fare uno studio dettagliato della morfologia, quindi antenne, che la compongono, e poi si va immancabilmente allo studio di quelli che sono i caratteri fondamentali per questo tipo di attività, che è lo studio degli apparati riproduttivi maschili e femminili. Perché ovviamente siamo tutti d'accordo che una tigre e un leone non faranno mai un tigrone, giusto? E quindi di conseguenza c'è un motivo genetico, ma anche un motivo di tipo anatomico, giusto? Quindi in questo caso ovviamente con i mammiferi non si fanno queste cose, con gli animali molto piccoli si è costretti a fare questo tipo di analisi, cioè estrarre gli apparati riproduttivi e andarli a studiare, quindi un'anatomia interna. In pratica si fa analisi di anatomia comparata. Quando si trovano delle differenze anche qui, queste diventano molto più importanti delle differenze che ha all'aspetto esteriore un animale, come può essere appunto una farfalla. E poi a questo punto della storia, ormai in questi tempi, si va a fare quello che è il DNA barcode, cioè si va a ricavare una porzione del DNA mitocondriale e questa che si inserisce poi in un programma di confronto con tutte le altre sequenze conosciute. Se è sconosciuta, a maggior ragione abbiamo di fronte a una specie nuova. Se invece è collima con altre specie di quello stesso genere, abbiamo un problema Houston, nel senso che Houston abbiamo un problema, cosa succede? Che non riusciamo a distinguerle neppure, ad esempio, con questa piccola parte di DNA, che è quello mitocondriale, e si va alla genomica, cioè il genoma dell'animale, che è un altro paio di... e non è il mio campo di lavoro, ovviamente io non sono un genetista. Questo per farla breve, insomma.
Grazie, Beh, molto interessante. esatto. Allora, Quindi ci vuole un laboratorio. Quindi ricordiamoci, insomma, un po' questo è il messaggio, che ogni anno ne scopriamo di migliaia di specie, a parte quelle che i giornali riportano per questi motivi eclatanti della dedica a un personaggio famoso, però c'è una comunità scientifica che lavora continuamente, insomma. allora, complimenti, buone missioni a Pantelleria. Grazie. E Ricordo anche a tutti i telespettatori interessati a questi argomenti che c'è un'associazione, ci sono diverse associazioni naturalistiche che sopravvivono solo con le quote sociali. Una di queste, a cui sono molto legato, è la Società Veneziana di Scienze Naturali, con sede a Venezia. Un'altra di cui faccio parte è la Società Entomologica Italiana, che è la più importante, quella che è stata fondata nei primi dell'Ottocento, metà Ottocento, e poi l'Associazione Lepidotterologica Italiana, che è quella che studia. L'ultima associazione, c'è stato un buco nell'audio. Sì. La ALI è l'Associazione Lepidotterologica Italiana. Okay. Queste associazioni hanno tutte quante ovviamente una pagina web e vi potete trovare un sacco di informazioni sugli epidotteri, sugli insetti, eccetera, insomma. Bene, e poi fanno delle iniziative, immagino, no? Quindi ci sono corsi, ci sono iniziative, ci sono news. Se vi interessa partecipare a certi eventi, iscrivetevi, i costi sono sempre bassissimi. E ci avranno anche il 5 per 1000. Ci saranno il 5. Esatto. Ma sono fondamentali per conoscere e entrare nel mondo della biodiversità. Grazie mille, Giovanni. Mille. Metteremo poi il link di queste associazioni che ci hai detto e niente, buone scoperte. Grazie, un saluto a tutti. Alla prossima, ciao. Eppur mi son scordato di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella però. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Yeah! Ma che disperazione, nasce da una distrazione, era un gioco, non era un fuoco. Non piangere salame, dai capelli verde rame, è solo un gioco e non un fuoco. Lo sai che t'amo, io ti amo veramente. Eppur mi so scordato di te, non le ho detto di no. Ti ho fatto piangere tanto perché io sono un brutto, lo so. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Ma che disperazione, nasce da una distrazione, era un gioco, non era un fuoco. Non piangere salame, dai capelli verde rame, è solo un gioco e non un fuoco. Lo sai che t'amo, io ti amo veramente. Che disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione. Che disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione. Che disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione. Che disperazione nasce da una distrazione, nasce da un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Yeah! Ma che disperazione, nasce da una distrazione, era un gioco, non era un fuoco. Non piangere salame, dai capelli verde rame, è solo un gioco e non un fuoco.
Eppur mi sono scordato di te, io i Gomma Gommas qui a Radio Nostra, e con noi c'è sempre, sulla nostra navicella c'è sempre Giovanni, però Rossella, adesso diamo la parola al nostro a Sami Abuomar, che ci ha mandato il classico messaggio in bottiglia, no? Noi lo chiamiamo. Almeno le bottiglie lanciate in mare non vengono fermate dalle navi israeliane. Mi senti, Rossella? No? Sì, ti sento. È che, come diceva prima Maurizio, non abbiamo più parole per commentare. Allora, ricordo solo che dall'inizio della cosiddetta tregua, fra molte virgolette, di ottobre, ci sono stati 900 morti dovuti ai bombardamenti, quindi morti diretti causati dai bombardamenti, più ovviamente i morti che non in possono... Libano, e poi quelli del Libano ultimamente, già stamattina ce ne sono stati 12. Esatto, perché deve difendersi. Sì. Si chiama autodifesa. E sì, più tutti i morti per malattie che non vengono curate, malattie a volte anche banali, ma non c'è assolutamente niente. La malnutrizione, l'acqua che scarseggia, e insomma va bene, ascoltiamoci Sami e ci sentiamo un po' in colpa. Qui a Gaza bombardamenti non finiscono mai, continuano per tutti i giorni, soprattutto contro i civili. Stamattina ci hanno bombardato un appartamento lì nella zona dove ci sono rimasti qualche appartamento, sono morti una famiglia intera praticamente, il padre, la madre, 2 figli praticamente, e altri tanti feriti intorno, una situazione ancora più drammatica. E l'altro ieri ci hanno bombardato anche lì dentro un campo di sfollamento dove sono morte altre 3 persone, un padre, una madre, una figlia di 6 anni. L'altra volta praticamente al nord ci hanno bombardato, stanno uccidendo anche 2 bambini e altri tanto quanto. Qui Israele non volevano più praticamente che Gaza vivere in pace, perché lo vogliono sempre bombardare, mettere tutti in massimo allerta. Situazione gravissima anche per la mancanza di cibo, mancanza di acqua potabile soprattutto. Anche ora siamo all'inizio dell'estate, dove la situazione è ancora più grave per mancanza di acqua potabile. Altri poi stanno diffondendo diverse praticamente anche malattie di pelle, soprattutto tra bambini, per la praticamente nutrizione, per la mancanza di igiene personale, per la mancanza dell'acqua, tutto quanto. E c'è anche un problema soprattutto di topi, di zanzare, continuano qui a attaccare le tende di sfollati, e situazione sanitaria ancora peggio per la causa della mancanza delle medicine, perché in più di 6 mesi non stanno entrando le medicine. Una situazione rimane sempre gravissima per i malati cronici. E un'altra cosa è la mancanza di carburante, perché l'ospedale non stanno lavorando perché mancanza di corrente, perché i generatori che alimentano l'elettricità, c'è la scarsità di pezzi di ricambio, olio di cambio per i motori, per i generatori, perché proprio non lo fanno entrare. Ci sono tutte le macchine, sono quasi ferme per mancanza di carburante e mancanza di pezzi di ricambio, tutto quanto, perché sono 3 anni proprio non sta entrando niente a Gaza. Una situazione gravissima, il genocidio continuo contro tutta la popolazione, dalla grande al piccolo. Ora più del 64% del territorio di Gaza animali sono rimaste oltre la linea gialla, dove nessuno lo può avvicinare. Nella linea gialla hanno fatto una piazza pulita dove hanno raso del suolo tutte le case, tutte le scuole, tutte quello c'era dentro, sia case, scuole, università, tutto quanto. E ora noi, la popolazione, stiamo vivendo nelle tende dove l'estate sta arrivando, con il caldo diventa un forno quelle tende. Situazione
gravissima con tutti il significato delle parole, non ce la facciamo più, il mondo sta guardando, non si muove, perché tutto il mondo, sia occidentale che il mondo arabo, sono complici di quello genocidio contro la popolazione di Gaza, perché proprio non lo stanno facendo niente, soprattutto a livello dei capi di Stato e tutto quanto. Ecco qua, come sentite noi sono 3 anni che mandiamo sempre questi messaggi e la situazione non cambia, è sempre uguale. Se no, ovviamente peggiora perché col tempo peggiora, ma la situazione, i prezzi di cambio, la mancanza di carburanti, i medicinali, è il solito refrain Il cibo. che ascoltiamo da sempre e sembra che invece vada tutto bene. Guarda, una delle cose che mi ha veramente ha fatto abbastanza infuriare, quando c'è stato l'assalto, il rapimento, possiamo anche dire, no? Certo. Di questi cooperanti, perché erano in acque internazionali e molto lontani dalle acque di Gaza, semmai Israele avesse il diritto comunque di vietare la navigazione nelle acque di Gaza. Ma più esponenti del governo hanno detto, perché insomma è sbagliato trattenere le persone, però sono stati dei provocatori, ci sono altri modi per aiutare Gaza e avrei voluto chiedere quali sono questi modi e se li sapete, allora usateli, perché noi non vediamo proprio niente di aiuti. Ormai ci sono quegli eroici Medici Senza Frontiere, Emergency, che sono lì, e qualche altra ONG con problemi sempre più grossi, con difficoltà sempre maggiori, con limiti sempre più grossi. Per esempio ieri l'UNICEF diceva che appunto stanno raccogliendo dei fondi per aiutare con pacchi alimentari e dice però non possiamo far entrare comunque il cibo, quindi lo compriamo solo che a prezzi che le famiglie non si possono assolutamente permettere, perché c'è una tale scarsità che ovviamente i prezzi sono altissimi. Quindi non so cosa scriveranno i libri di storia su questa vicenda. Beh, noi siamo alla conclusione di questa 30ª puntata. Ne abbiamo ancora una, no, Rossella? O forse ne abbiamo più di una di puntate? Ma adesso vediamo. Allora, Gianluigi fa fatica a staccarsi da questa creatura, ha paura che se la mongolfiera rimane nell'hangar poi non riparte più. Secondo me riparte lo No, stesso. riparte lo stesso, sì. Allora, in ogni caso non vi abbandoniamo, forse saremo un po' meno regolari negli appuntamenti, ma Sì, insomma, sicuramente qualcosa di speciale poi faremo. qualcosa di speciale assolutamente faremo e stiamo già scaldando i motori per il Jazz Festival, per il Litorale Jazz Festival. Io specialmente li sto scaldando perché non farò assolutamente niente se non la spettatrice. Ricordo che sarà la terza settimana di luglio, dal 20 al 26 luglio, e con grandi personaggi quest'anno e grandi spettacoli. Sarà un bel festival. E quello ormai ci siamo abituati, siamo un po' viziati perché abbiamo avuto dei bellissimi festival anche negli ultimi anni. Va bene. Allora, grazie a tutti. Andiamo con la sigla finale. Vi aspettiamo martedì Il prossimo. Giro del Mondo in 80 domani giorni, ricordo a per cura di Radio Nostra. In studio Rossella, Gianluigi, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo. A martedì prossimo.